Buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Passiamo insomma da una storia così toccante dall'Argentina in Italia. Io oggi ho il piacere di presentare Luigi De Magistris. Allora, Luigi De Magistris è nato a Napoli, si è laureato giovanissimo a 22 anni in giurisprudenza con una tesi in diritto penale. Nel 1993 vince il concorso in magistratura. Lavora per 2 anni presso il Tribunale di Catanzaro come sostituto procuratore della Repubblica e si è subito occupato di inchieste riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata. Si trasferisce di nuovo a Napoli e lavora anche lì presso il Tribunale appunto di Napoli come pubblico ministero, e anche qua si dedica ai reati di criminalità economica e contro la pubblica amministrazione, nonché a crimini di mafia. Dal 2002 al 2008 torna in Calabria e lavora ancora presso il Tribunale di Catanzaro come pubblico ministero, dove è titolare di indagini rilevanti, tra le quali Toghe Lucane, Poseidone e Why Not, di cui poi chiederemo e insomma parleremo. Dopo essersi dimesso dall'ordine giudiziario, nel 2009 viene eletto al Parlamento europeo come indipendente dell'Italia dei Valori. Rimane in carica nel Parlamento europeo fino al 2011, dove ha rivestito il ruolo di Presidente della Commissione Controllo dei Bilanci, che ha il ruolo di garantire la trasparenza dei fondi pubblici che l'Unione Europea destina ai Paesi membri, tra cui anche l'Italia. Dal 2011 al 2021, quindi con 2 mandati, è stato sindaco di Napoli con una lista civica. Dal 2015 al 2021 è stato anche sindaco della città metropolitana di Napoli. Attualmente è il leader di Unione Popolare, un movimento nato nel luglio 2022 e sostenuto da vari partiti e associazioni. Insomma, una carriera che è cominciata insomma presto e che ancora continua. Dunque, nel tuo libro c'è tanto, ci sono tante riflessioni, c'è anche, diciamo così, non soltanto la tua esperienza professionale, ma anche, come dire, tanto della tua, come dire, tante riflessioni dal punto di vista umano. Io volevo chiederti, diciamo che si percepisce anche la tua voglia di ricercare sempre la verità e la giustizia, e ovviamente, come dire, il tuo amore per la Costituzione, cioè il fatto che tu ovviamente nel libro parli sempre e ragioni e hai, come dire, agito nella tua vita sia professionale sia, diciamo, personale, proprio nel rispetto della Costituzione. E questo è molto importante perché tu la consideri il battito cardiaco della nostra vita civile. Hai combattuto appunto per la sua applicazione, quindi contro un sistema corrotto, un sistema marcio. La prima domanda che ti faccio è, considerando la tua grande esperienza, che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, che non è il primo che tu scrivi, ma come mi hai detto poco fa, diciamo è un po' particolare. Cosa ti ha spinto a scriverlo? Allora, innanzitutto buonasera, sono molto lieto di questo invito, ovviamente oltre che onorato. Voglio prima fare un abbraccio ad Alberto, che ovviamente è una storia che ha colpito e colpisce soprattutto chi è profondamente allergico e insofferente a ogni forma di ingiustizia e di criminalità istituzionale. Questo libro l'ho considerato un po' un giro di boa, perché siccome il nostro paese, la nostra memoria comincia a essere molto fluida, nel senso che noi dimentichiamo velocemente ciò che accade, con un libro scolpisci i fatti. In genere a me capita parlare di opinioni, perché vengo invitato, si discute, si dibatte, ognuno esprime le proprie opinioni. In questo libro ho raccontato fatti, poche opinioni, perché i fatti sono più importanti.
le idee sono credibili se camminano su storie, altrimenti sono parole. Sono fatti non personali, anche se riguardano anche la mia persona. Per la prima volta effettivamente ho raccontato anche fatti umani, perché dietro a ogni storia istituzionale ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono testimoni, ci sono figli, ci sono vittime, ci sono carnefici, e poi perché i fatti servono per non dimenticare e far capire anche il paese nel quale viviamo. Già il titolo del libro, a mio avviso, testimonia l'anomalia del nostro paese, perché io l'ho chiamato Fuori dal sistema. La presentazione che ha fatto la nostra brava e gentile moderatrice farebbe pensare che io sono un uomo del sistema. Sono stato magistrato, parlamentare, sindaco. E invece io ho constatato, in oltre 30 anni di vita istituzionale, che ci sono persone che utilizzano le istituzioni rimanendo leali alla Costituzione e perseguendo interesse pubblico e bene comune. Ci sono persone, non poche, quindi non mele marce, ma un frutteto contaminato, che utilizzano le istituzioni per perseguire interessi privati, affaristici, non di rado criminali, divenendo un vero e proprio sistema. E se la criminalità decide, non perché sconfitta, ma perché strategicamente, e in particolare l''ndrangheta, di quella di cui mi sono occupato, che è la più potente organizzazione mafiosa d'Europa, decide di non affrontare militarmente lo Stato, pur avendo un arsenale da poter fare una guerra, ma di penetrarne fino al cuore, economico, politico e istituzionale, le bombe sono controproducenti, perché le bombe scuotono le coscienze, le bombe fanno parlare, le bombe fanno fare cortei in tutta Italia, fiaccolate e le cose che sappiamo. Se invece arrivi nel cuore dello Stato, tu annienti quelli che dovrebbero essere i normali e invece sono i sovversivi, i socialmente pericolosi, i disubbidienti e i ribelli, li annienti con la legalità formale, la carta da bollo e i proiettili istituzionali. Allora io ho raccontato in questo libro quanto è complicato stare nelle istituzioni con un livello di corruzione devastante. E concludo dicendo: io arrivo come magistrato in Calabria a 26 anni, attrezzato per contrastare un ragazzo di 26 anni, per quanto può essere attrezzato, però mi ero preparato a affrontare l''ndrangheta, soprattutto con la coppola e con la lupara, proiettili, minacce, capretti sgozzati, sappiamo dalle nostre parti che vuol dire, e quindi mi ero preparato. Non ero preparato a dover capire rapidamente che, ahimè, il luogo più insicuro è divenuto rapidamente il luogo in cui lavoravo. Io non vengo fermato dall''ndrangheta con la coppola e con la lupara, che pure mi ha mandato minacce, telefonate anonime, proiettili, capretti sgozzati e bombe finte a casa. Ma per me era un motivo positivo, cioè significava stavo lavorando bene. Io sono stato fatto fuori da quelli che mi dovevano coprire le spalle. Tanto è vero che quando ci fu un progetto di minaccia, anche di attentato alla mia persona, e all'epoca mi fu particolarmente rafforzato il sistema di sicurezza, io, siccome sono stato sempre abituato per vivere a guardare avanti e non solo alla giornata di stasera e di domani, avevo capito quanto era diventata forte l''ndrangheta. E dissi al carabiniere che non mi lasciava nemmeno quando andavo in bagno, dissi: Pasqua, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio, però Pasqua ti chiedo una cosa, ti dico questo: quando giriamo con la macchina blindata, le pistole, andiamo a Crotone, a Reggio Calabria, a Vibo Valentia, Pasqua, stai tranquillo, però Pasqua ti do questo foglio, è un foglio A4, e ti metto 7-8 nomi. Ti chiedo, quando sto nel Palazzo di Giustizia, io ci stavo dalla mattina presto fino alla notte,
Quando incontriamo queste 7-8 persone, quando poi mi accompagni a casa, tu mi devi dire come mi hanno guardato, che smorfie hanno fatto, dove sono entrati, come si sono girati, gli occhi dove li tenevano e che cosa si sono detti, perché mandanti esecutori, se mi fanno fuori, staranno qua dentro. Questa è in sintesi la necessità di scrivere che cos'è la criminalità istituzionale nel nostro paese. Gli anni in cui hai lavorato, in realtà poi nel libro parli anche dei tuoi incontri con Borsellino e con Falcone, quindi diciamo che erano i tempi appunto diciamo pericolosi, tu stesso appunto dici che hai avuto paura anche per la tua incolumità, quindi insomma diciamo che è stata un'esperienza forte sia dal punto di vista professionale che umano. Proprio appunto il libro racconta la storia di un uomo dello Stato e delle istituzioni che però appunto, come dici tu, è stato tradito proprio da quelle istituzioni che tu rappresentavi e per cui lavoravi, quindi non ti hanno coperto, anzi ti hanno osteggiato proprio per farti fuori almeno professionalmente. Secondo te, per cambiare questo sistema, tu non ne hai mai fatto parte e adesso più che mai sei proprio fuori anche, diciamo così, da quel sistema. Si può stare fuori da questo sistema per cambiarlo? Ma innanzitutto la Costituzione è un faro e per esempio dico una cosa che potrebbe da un certo punto di vista rendere pessimistico il quadro, ma nel libro c'è sempre la luce, altrimenti non starei qui e non l'avrei scritto, perché io credo che c'è l'antidoto a tutto questo. Per esempio, io ho creduto molto nella Costituzione, ho creduto all'articolo 3 primo comma. È capitato a chiunque di voi di entrare, credo, comunque ha visto un'aula di giustizia, sta scritto la legge uguale per tutti. La legge dovrebbe essere uguale per tutti. Io ci ho creduto molto all'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge. E se uno guarda il mio curriculum scritto dei 15 anni in magistratura, quando mi occupavo di trafficanti di esseri umani, spacciatori, stupratori, assassini, ladri e rapinatori, io venivo considerato un magistrato eccellente. La stessa persona e lo stesso gruppo di lavoro, appena cominciarono a ricostruire una filiera di borghesia mafiosa e di penetrazione dell''ndrangheta ai massimi livelli politici, istituzionali, a magistratura, forze di polizia compresi, con il collante delle massonerie deviate, sono diventato un cattivo magistrato. Quindi se uno guarda la storia in magistratura, ci sarebbe da essere preoccupati perché hanno infranto il sogno della mia vita. Io da giovane ho studiato, ho fatto il concorso in magistratura, l'ho superato, ho vissuto una coincidenza bellissima che se posso la voglio raccontare anche per farvi capire la tensione morale con cui sono entrato in magistratura. Io consegno gli iscritti il 22 maggio del 1992 all'Hotel Ergife di Roma, a Via Aurelia, nelle mani di Francesca Morvillo. Francesca Morvillo è la moglie di Giovanni Falcone ed era la presidente del mio concorso in magistratura. All'imbrunire più o meno c'era questa luce qui. Io stanco, stavo sul muretto all'esterno dopo 4 giorni di concorso, vedo passare davanti a me, alla distanza delle signore che stanno in prima fila, la croma blindata di Giovanni Falcone, non super protetto. Stava l'autista, il poliziotto e Giovanni Falcone dietro. Siccome per me Falcone e Borsellino erano i miti, gli eroi, le persone indistruttibili, lo vedi passare, mancò proprio il fiato, perché si chiamava Falcone. Il giorno dopo ci fu la strage di Capaci. Noi siamo entrati e venivamo definiti da Francesco Cossiga i giudici ragazzini, in modo, per chi è meno giovane lo ricorderà, in modo un po' dispregiativo, tant'è vero che lui diceva ai giudici ragazzini a cui non affiderei nemmeno una causa di confini terreni. Io vorrei ricordare storie magari dimenticate di uomini e donne anche all'8º, 9º mese di gravidanza che stavano fino a notte fonda a sostenere nel sud, soprattutto il nostro paese, in particolare Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia, le sedi più difficili, processi particolarmente delicati. Allora, se uno guarda la storia che mi è capitata in magistratura, ci sarebbe da essere pessimisti, però c'è il lato positivo.
Il lato positivo è che io, non avendo nessuna protezione, io sono riuscito a reggere a uno tsunami istituzionale per certi versi senza precedenti. Nel libro racconto con dati statistici lo stillicidio di pressioni istituzionali a cui sono stato sottoposto, il record italiano di magistrato che ha ricevuto il maggior numero di interrogazioni parlamentari, 117. 6 anni di ispezioni governative di centrodestra e centrosinistra senza soluzione di continuità. Sono arrivato dopo 20 anni di vita istituzionale a essere sottoposto, per essere una persona per bene, a 107 procedimenti penali, civili, amministrativi e disciplinari, che riesco a reggere perché io ho i miei avvocati che sono tutti parenti stretti ed amici, perché non sono un uomo ricco e quindi non avrei potuto reggere nemmeno le spese legali, non gli onorari. Sono stato trasferito, per aver fatto il mio lavoro, dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Capo dello Stato, ministri, parlamentari. Mi sono dimesso dalla magistratura perché non mi consentivano più di fare il mio lavoro, perché mi avevano trasferito e tolto le funzioni di pubblico ministero. Adesso posso scrivere questo libro perché i fatti mi hanno dato completamente ragione. E io mi devo accontentare dei miei avvocati, mia moglie, i miei amici. Dice: beh, Luigi, forza, coraggio, per come va l'Italia, il tempo è stato galantuomo. Insomma. Scusate, ma veramente lo dico, io sono caduto. E allora qual è il messaggio positivo? Non mi hanno comprato. C'è tanta gente che ha un prezzo, c'è gente che non ha prezzo. Ho pagato un prezzo per non avere prezzo, ma non c'è prezzo a non avere prezzo. Quindi cominciamo da qua. Non ho prezzo. Posso dire liberamente quello che voglio, perché sono un uomo libero. Non mi hanno distrutto come avrebbero voluto da un punto di vista psicologico, annientarmi completamente, cancellarmi dalla vita professionale, trasferendomi, pensate alla cattiveria, non solo non può più lavorare in Calabria perché dava fastidio, non può più fare il pubblico ministero in nessuna parte d'Italia. Cado, mi rialzo e mi invento di fare il sindaco. Non il sindaco di un piccolo paese, il sindaco di Napoli. Quindi la prima parte è un crime, un thriller, un giallo. Nella seconda parte del libro è una storia romantica. Perché io, quando andai da mia moglie, che ne ha viste di tutto, il vero libro, sinceramente, secondo me lo dovrebbe, stavo facendo napoletano, lo dovrebbe scrivere mia moglie, io le dissi: Maria Teresa, ti devo dire una cosa, dopo tutto quello che avevamo passato, che hai combinato? Ho detto: niente. Ho deciso di candidarmi a sindaco di Napoli. Lei mi guarda per 30 secondi fissa negli occhi senza parlare e poi mi dice: è la prova definitiva della tua follia. Ma scusate, io divento sindaco di Napoli con i rifiuti che arrivavano fino all'altezza là sopra, con la gente che scappava da Napoli, nessuno credeva nel cambiamento. Sono stato il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806. Ho avuto all'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tutti i giornali, tutti i partiti, la camorra, la borghesia, i governi, e Napoli da 10 anni è la prima città d'Italia per crescita turistico-culturale senza un euro sui beni comuni, sui giovani, sull'onestà, sull'autonomia, sull'indipendenza, sulla responsabilità, sul coraggio, sul sacrificio, sull'amore, sulla passione e sulla follia. Per cortesia ti do la parola. L'unica domanda, mi puoi fare tutte le domande, ce n'è una però che mi mette in difficoltà e quindi l'anticipo. Ok. Se io sono normale o sono folle? Perché io mi considero normale. Difetti come una persona normale, pregi, sbalzi di umore, carattere, personalità, sì, tenacia, coraggio, ma anche fragilità. Però siamo il paese della normale devianza. I normali, sovversivi, disubbidienti, masanielli, i deviati diventano normali. Poi i miei avvocati, dice Luigi, ma quando ti fermi? I miei amici, ma tu, nonostante tutto quello che hai fatto, hai visto, come fai ad avere ancora tutta questa fiducia? Mia moglie, Pino Daniele. Maradona? Pino Daniele
Io ero appena diventato sindaco, la Buonanima fa un concerto al Palapartenome, migliaia di persone, attacca la prima canzone, io so pazzo. Io stavo in prima fila, dice dedico questa canzone al sindaco di Napoli appena eletto, solo un pazzo come lui può pensare di cambiare Napoli. Allora io vi devo dire la verità, sono arrivato a questa conclusione. Che follia, per come la intendo io, è non fare calcoli. Ma se avessi fatto dei calcoli, io me ne sarei andato dalla Calabria, perché avevo capito che mi stavano facendo fuori. Sono stato folle? No, non ho tradito la fiducia di tanta gente che guardava in me come rappresentante dello Stato. Ma potrò mai diventare sindaco di Napoli? È meglio che rimango a fare il parlamentare europeo. Ma era l'amore, i rifiuti al primo piano. Mi faceva male vedere la mia città, mi sono buttato. Ecco, io credo che in alcuni momenti storici proviamo a guardare un po' quel pizzico di follia che sta in ognuno di noi e pensare che il cambiamento è possibile se ci crediamo noi. Dall'alto le cose non cambieranno mai, invece dal basso possono effettivamente cambiare. Quindi non mi apparterrà mai, visto che Peppe ha parlato di Gramsci, non mi apparterrà mai complicità, indifferenza e connivenza. E non mi piace quel discorso da bar, non cambia mai nulla, chi te lo fa fare, tanto sono tutti uguali, tanto rubano tutti alla stessa maniera. No, c'è gente che è andata in galera per resistere, c'è gente che non ha piegato la testa per non farsi corrompere, c'è gente che non ha fatto carriera per avere ancora la dignità di guardarsi allo specchio e non sputarsi in faccia. Allora noi per onestà dobbiamo dire che dobbiamo provare a defibrillare le nostre coscienze e anche a provare quell'istigazione al sogno, non a delinquere, e a provare a costruire un mondo migliore. E io credo che nel nostro piccolo, se ognuno comincia a fare il suo dovere, quindi secondo me le cose si possono fare, certo, con la consapevolezza che si paga un prezzo, però è così bello guardarsi allo specchio la sera e la notte quando vai a dormire e non provare quella sensazione di abbassare gli occhi, dire beh, io il mio piccolo l'ho fatto anche oggi con onestà e con dignità. Grazie. Ci hai parlato adesso appunto della tua esperienza da sindaco. Volevo chiederti se puoi brevemente, insomma, raccontarci il periodo da magistrato, quando hai seguito appunto delle indagini estremamente complesse come appunto Why Not, Poseidone, Toghe e Lucane, che sono i 3 fascicoli che tu dici mi avrebbero condotto all'inferno giudiziario. Che cosa queste indagini, a cosa hanno portato e se ci puoi appunto spiegare meglio che cos'è questo sistema? Ma in estrema sintesi è difficile, proverò con una pillola di una pillola, perché già il libro è una pillola di un'enciclopedia, più o meno il tipo di sistema, anche per darvi l'idea che è molto attuale. Cioè vi riconoscerete, sono fatti di 15 anni fa, ma potrebbero essere di adesso. Il collante di tutte queste inchieste in realtà erano 2 o 3 aspetti. Il primo è il denaro pubblico. La Calabria è probabilmente la regione con i diritti più martoriati d'Italia e noi ricostruimmo dal 2003 al 2008 insieme a un pool di investigatori qualcosa come 15 miliardi di euro sottratti ai diritti fondamentali. Un PNRR di adesso, una manovra finanziaria. Cioè soldi che se per esempio invece di costruire ospedali, strade, depuratori, impianti per i rifiuti, sorgenti d'acqua, creare lavoro, se anche li avessero voluti dare a mo' di reddito di cittadinanza al 1.800.000 abitanti della Calabria, ne avrebbero fatte le persone più ricche d'Italia. E quindi il denaro pubblico, seguire il denaro pubblico, come diceva Giovanni Falcone, segui il denaro e arriverai al sistema. Seguendo il denaro pubblico, ma senza essere particolarmente bravi, bastava semplicemente essere onesti e avere voglia di lavorare, ricostruimmo il sistema. Il sistema si fondava in particolare su 2 aspetti, uno molto attuale: lo stato di eccezione, i commissariamenti e lo stato di emergenza permanente. Emergenza sanità, emergenza acqua, emergenza rifiuti, emergenza depurazione, emergenza lavoro, e quindi il sistema diceva c'è l'emergenza, creiamo strutture emergenziali, facciamoci dare i poteri speciali per derogare alle regole, ma non per superare l'emergenza, per avere poteri speciali, per avere le mani libere, per avere le mani in pasta.
Quindi si costruivano un sistema di persone, un'emergenza, la sanità, per dirvi, commissariata nel 2004-2005, oggi la sanità in Calabria è ancora commissariata dopo 20 anni, ma non solo in Calabria. Quindi un sistema che funziona benissimo. L'altro aspetto, siccome il denaro era moltissimo, qual era il criterio che avevano sperimentato per drenare il denaro pubblico a monte e non farlo arrivare a valle e al popolo? Le società miste pubblico-private, che oggi vengono chiamate con un linguaggio forse più accattivante d'anglosassone, le multi-utility. Allora anche là, andando a vedere queste società miste che drenavano il denaro, che cosa scoprimmo? Ma erano a decine, scatole cinesi fatte molto bene, che nella parte pubblica, ciò che già avevamo conosciuto con Tangentopoli, per chi opero circa 10-15 anni dopo Tangentopoli, quindi la politica che in modo scientifico si divideva le cariche, il denaro, se vinceva il centrodestra pigliava il 70%, il centrosinistra il 30%, se vinceva il centrosinistra il 70% e il 30%. Ma la vera sorpresa che fece fare un salto di qualità all'indagine e anche agli ostacoli che cominciarono in quei mesi, la parte privata. Perché la parte privata noi andammo a riscoprire tutti i professionisti che erano sempre gli stessi commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri. E allora trovavi la sorella del magistrato che doveva indagare, il figlio del generale che doveva coordinare le forze di polizia, non so, il nipote del direttore generale della regione che doveva gestire i finanziamenti. Allora la gente con tutto questo fiume di denaro dice: ma io voglio fare un capannone industriale, io voglio fare una cosa in campagna, io voglio fare questo, io ho un diritto. Quel potere, quella che chiamavamo la borghesia mafiosa, ti faceva subito capire: ma guarda che stai sbagliando, tu non hai un diritto, qua c'è un finanziamento. Tu puoi avere questo privilegio ad avere il finanziamento in quanto concessione che ti diamo noi come potere, perché tu non sei libero, tu devi essere suddito e devi essere anche rassegnato, non devi partecipare al cambiamento. Quindi milioni e milioni di euro che venivano gestiti esattamente in questo modo. E allora, mano a mano che siamo arrivati al cuore di questo sistema, aveva talmente articolazioni che non solo coinvolgevano tutta la politica, perché fin quando indagavo, che ne so, il centrodestra vicino a Dell'Utri e Berlusconi, c'era tutto il centrosinistra che applaudiva, cioè: oh, bravo sto magistrato di Catanzaro, non si erano resi conto che loro facevano tale e qua, allora però e allora si sono messi d'accordo. E più andavamo a fondo, fin quando era solo la politica ancora riuscivo a reggere. Interrogazioni parlamentari, ispezioni, bombardamenti, denunce, minacce, però riuscivo a tenere l'ufficio. Come si è arrivati dentro, purtroppo, alla magistratura, gli apparati deviati dello Stato, le forze anche purtroppo di polizia, e là è stata la fine. Vi potrei raccontare tante cose, ma ne racconto forse solo una che è particolarmente significativa, anche per rendervi conto quanto è attuale anche in questi giorni, rispetto al fatto che Nicola Gratteri è stato nominato procuratore della Repubblica. Tenete presente, Nicola Gratteri, quando ha preso posto del mio procuratore, che è stato uno dei principali miei traditori, Nicola Gratteri, quando è andata alla procura di Catanzaro, ha detto: io ho dovuto derattizzare la procura di Catanzaro. Vi dico questo episodio, uno, per capirvi il livello a cui eravamo arrivati, che è un fatto. A un certo punto io mi trovo di fronte a dover indagare un avvocato penalista molto noto e molto bravo, talmente bravo che era il difensore di quasi tutti i boss dell''ndrangheta e quasi tutti i colletti bianchi. Molto bravo perché era molto dentro anche al Palazzo di Giustizia. Era talmente bravo che era anche l'avvocato del mio procuratore ed era molto amico del mio procuratore. Nelle indagini risultava, attraverso il denaro che stiamo ricostruendo, l'anello di collegamento tra l''ndrangheta e i palazzi istituzionali. Lo dobbiamo indagare, io devo avvisare il procuratore. Se avviso il procuratore, chiaramente dico: il procuratore è amico suo, stanno sempre insieme, cenano insieme, l'indagine salta. Però questa potrebbe essere una suggestione. 2 anni prima io avevo dovuto perquisire nell'indagine sui rifiuti e sull'ambiente il presidente della regione, che prima di diventare presidente della regione era stato il più potente magistrato calabrese, procuratore generale a Reggio Calabria e prima a Catanzaro. Avvisai il procuratore. Come avvisai il procuratore? Siccome avevo messo anche una serie di intercettazioni telefoniche ambientali, quelle che adesso vogliono eliminare e ridurre, come avviso il procuratore? C'è la fuga di notizie. Con questa fuga di notizie la magistratura competente ricostruisce poi chi sono i presunti responsabili di quella fuga di notizie.
Allora io, quando mi capita dopo 2 anni, è di che io adesso devo decidere: o salvaguardo l'indagine e quindi il lavoro per cui vengo pagato e che devo garantire come riservatezza, anche perché un altro magistrato mi potrebbe dire: scusi, dottore De Magistris, ma lei con tutti gli elementi che teneva sul procuratore l'ha andato pure a informare, quindi l'ha fatta apposta a far saltare l'indagine. E allora mi ricordo che un mio maestro a Napoli, quando divenni magistrato, disse: guardi, in casi eccezionali il provvedimento si può segretare in cassaforte con una procedura particolare e non lo dice a nessuno. Io l'ho segretato in cassaforte, ho avvisato solo la mia cancelliera, che era una persona fidatissima, metto in cassaforte, nessuno sa niente. Dopo 5 mesi finiamo l'indagine, usciamo allo scoperto, mando degli atti giudiziari a questo avvocato, che era anche il coordinatore regionale di Forza Italia e l'uomo di Dell'Utri in Calabria, ma non era tanto questa la sua potenza. La sua potenza era il fatto di essere l'elemento il filo. La mattina gli notifico un provvedimento, il pomeriggio il procuratore mi toglie l'indagine. 5 mesi prima il figlio del procuratore era stato assunto nella società di questo avvocato e il procuratore aveva prestato fideiussione. In un paese normale sarebbe stato arrestato. Il Consiglio Superiore della Magistratura mi trasferisce, dopo alcuni mesi, dicendo che io ho sbagliato perché dovevo avvisare il procuratore e il procuratore si doveva astenere. Dopo 12 anni io sono andato via, questo avvocato 2 anni fa, per gli stessi fatti, è stato arrestato per 2 volte per mafia, un'indagine del procuratore Gratteri e una della procura di Reggio Calabria, gli stessi fatti. Adesso si è conclusa la requisitoria, hanno chiesto 17 anni, è un presunto innocente. Però per dirvi, quando tocchi determinati livelli, e voi anche qui mi potete capire, il cui il tramite erano le massomafie, le logge occulte, le massonerie deviate, 1 anno fa, durante un'udienza del processo più delicato di mafia che si sta celebrando in Italia, Rinascita Scott, questo avvocato ha fatto spontanee dichiarazioni. Ha alzato la manina. Ha detto: sono innocente, voglio dire che l'origine dei miei guai risale all'anno 2007, quando l'allora pubblico ministero, dottore De Magistris, si è inventato che in Calabria esistono le massomafie. Punto. Non ha detto più niente. Con i boss al 41 bis, dopo 12 anni. Mi rimane l'indagine più delicata, why not? Che in inglese significa perché no, ma io non avevo capito che in napoletano significa why not. Mi trovo purtroppo a indagare il Presidente del Consiglio e il Ministro della Giustizia, di centrosinistra, grande torto. A settembre il Ministro della Giustizia chiede il trasferimento d'urgenza in quanto socialmente pericoloso del pubblico ministero che indaga sul Presidente del Consiglio, di cui lui è ministro e nel cui fascicolo sono intercettazioni telefoniche che riguardano il ministro. Credo che nessun paese autoritario sia mai accaduto, democratico, ha già fatto la ricerca. Nessuno. 1 mese dopo, non il procuratore generale, il più potente magistrato della procura, il mio super capo, mi toglie l'indagine anche questa. Approfitta un giorno che io sto a Milano a fare una perquisizione, fa aprire la cassaforte alla mia segretaria, si prendono tutto il fascicolo. Sapete qual è la motivazione per cui me l'ha tolto? Conflitto di interessi col ministro che ha chiesto il mio trasferimento. E la mattina il quotidiano Libero, con un editoriale di Renato Farina, meglio noto come agente Betulla dei servizi, anticipa le motivazioni giuridiche del provvedimento di avocazione. Sto per completare altre 2 cose per capire veramente il livello di allucinazione. Nel frattempo mi stanno per trasferire, processo disciplinare corre, ho già capito che i giorni stanno per finire, ma secondo voi, e nel mio piccolo mi allaccio alla bellissima presentazione di Alberto, mancava un tassello, perché De Magistris però è seguito, la gente, come dicevano Falcone e Borsellino, sta dalla sua parte. Hanno raccolto 100.000 firme per non farmi trasferire. I parroci durante le omelie dicevano: dobbiamo stare vicino a quel magistrato forestiero giovane che sta provando a portare un pochino di giustizia in questa terra. E allora che devi fare nei confronti di uno che è un irregolare rispetto a questo marciume, secondo voi? Gli devi distruggere la reputazione,
ma lo devi arrestare. Quindi mi hanno abboffato di esposti, denunce. Un giorno, nel pieno di questa bufera, interrogazioni parlamentari, ispettori, minacce, giornali, insomma, devo fare presto, non posso raccontare, è un clima devastante. Arriva un carabiniere alla fine di un processo e mi notifica un'informazione di garanzia di 16 pagine. Calunnia, rivelazioni segrete investigative, abuso d'ufficio, diffamazione. Il Totorrina della magistratura. Per la prima volta racconto in questo libro, l'unica volta che ho avuto un momento di scoramento, che devo ringraziare mia moglie. Sono arrivato a casa, ho detto: Maria Teresa, mi arresta, il delitto è perfetto, ormai non c'è scampo. E mia moglie mi dice: Luigi, ma perché? Vai là, racconta tutto, è un'altra magistratura, tu non hai nulla da temere. Altro record, il magistrato della storia d'Italia che ha fatto il più alto numero di verbali, 100 verbali. Sono stato sentito su tutto. Scopro che i magistrati di Salerno, che cominciano pensando che io fossi il Totorrina, quindi mi chiedono che calzini uso, che mutande porto, conti correnti, cellulare, tutti i contatti. Più mi chiedevano, io più ero contento, perché non avevo nulla da nascondere. Scoprono che io sono una persona per bene e iniziano a capire la verità. Corrono al CSM. Lo scopro dopo. Dico: guardate, noi abbiamo scoperto una cosa, che De Magistris non ha fatto nulla. Lo stanno ostacolando ai massimi livelli e sta rischiando addirittura un attentato. Mettono loro penna su carta attraverso delle intercettazioni. E sapete il CSM che dice? Voi non vi preoccupate, fate le indagini che dovete fare, noi dobbiamo fare presto. Mi mandano via, dopo 6 mesi escono allo scoperto, tutta la procura di Salerno, poliziotti, carabinieri, arrivano in Calabria, fanno perquisizioni, fanno sequestri, scoprono tutta la rete criminale istituzionale che mi aveva ostacolato, tolto le indagini e messo in condizione di lavorare. E che cosa accade? Un'altra cosa che, guardate, anche la mente più creativa napoletana non è in grado di pensare. I magistrati indagati e perquisiti sequestrano gli atti dei magistrati che stanno sequestrando le loro carte. È come se i carabinieri Cagliari entrano in una banca dove è in corso una rapina e i rapinatori arrestano i carabinieri. Ed è talmente eclatante che ne parlano tutti i giornali. Esce una nota del Quirinale, capo dello Stato, il capo del CSM, che invece di dire fate fare le indagini parla di guerra tra procure, cioè mette allo stesso piano aggressore e aggredito. Dopo un mese tutto il pool dei magistrati di Salerno salta. E chiudo: chi è che mi poteva tutelare oltre la gente? L'Associazione Nazionale Magistrati. Chi era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati? Luca Palamara, il quale, quando veniamo trasferiti, sapete che cosa dice? Non la commento se non mi piglia una querela, però ve la dico testuale. E voi mi dite se è una frase di un magistrato o di un'altra categoria sociale di cui abbiamo parlato anche stasera. Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. E io scrivo questo libro fuori dal sistema perché Palamara l'anno scorso ha scritto il sistema e non so per quale motivo ha scritto un capitolo su di me. Ha confessato. Ecco perché è un giallo. No, ha confessato. Ma non Travaglio Santoro, che potrebbero essere amici miei, Sallusti. No, quindi è da capire che sta succedendo. Gli fa la domanda: ma qua lei fa un elenco che tutti i magistrati vengono da lei per farsi raccomandare, per diventare presidenti di tribunale, ma c'è qualche magistrato che non si è mai visto al CSM, che faceva il suo lavoro, che stava... Sì, De Magistris. Ma voi l'avete fatto fuori a De Magistris? Sì. E perché l'avete fatto fuori? Ho scoperto che c'è questa teoria, l'ho scoperta grazie a Palamara. No, perché De Magistris è il cigno nero, cioè l'evento imprevedibile che può far saltare il sistema. Ma eravate tutti d'accordo? Sì. Tutte le correnti? Sì, perché lui non era iscritto a nessuna corrente. Tutti i partiti? Sì, perché lui indagava sia centro-sinistra eccetera. Tutti i governi? Sì. Era mai capitato che l'Associazione Nazionale Magistrati nella storia non tutelasse un suo iscritto? Mai. Avete avvisato il Quirinale? Era d'accordo? Sì, era d'accordo. C'è uno che ha fatto l'occultamento del cadavere professionale, che confessa,
Io mi sono dimesso dalla magistratura, non posso più nuocere. Mi sono dimesso 6 mesi prima, mia moglie non mi perdonerà mai, di aver maturato il minimo della pensione. Tu ti aspetti in un paese normale che siamo, come abbiamo visto stasera, che ti chiama qualcuno, dice va bene Magistris, mamma mia, abbiamo un po' esagerato con lei, almeno glielo dobbiamo moralmente. Zitti, nessuno dice niente. Allora io lo racconto, sapete perché? Non per me, perché ogni volta che racconto sta storia, io la notte non ci dormo. Perché io mi auguro che tanti giovani magistrati facciano i magistrati, tanti giovani facciano i magistrati, e che non possa accadere a loro quello che è accaduto a noi, che veniamo traditi da quelli a cui noi ci affidiamo, cioè quelli che fanno le passerelle e dicono che si devono ribellare all''ndrangheta. Poi quando io tenevo la fila fuori all'ufficio di gente che si ribellava all''ndrangheta, da chi siamo stati traditi? Da quelli che dicevano ribellatevi contro l''ndrangheta. Scusatemi che l'ho fatto lungo, ma vi volevo far capire il livello di allucinazione istituzionale, fatti, non opinioni, in pillola, di quello che un giovane, manco quarantenne, ha dovuto subire, e senza fare uso di ansiolitici, sostanze psicotrope o cure di psicoanalitici o psichiatri, oggi si trova in questa ridente e piacevole serata con la testa sul collo, bevendo un po' di vino, qualche mozzarella, un po' di sopressate e di salame, ma comunque come una persona normale. Sono normale secondo voi? Questo pensateci voi, e poi magari domani mattina, se capita, ci confrontiamo. Giuseppe, siamo in orario oppure... Dimmi tu, se chiudiamo oppure possiamo... Ok, 8:18. 12 minuti. Insomma, un sacco di cose. Dai, possiamo raccontare un sacco di roba. No. Ah, senza? Proviamo a chiedere se ci sono. Dai, non consumare il tempo, veloce. Dai, ok, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Qualche domanda? Prima di, se non ci sono domande continuo. Sì, vedo qualcuno che ha alzato la mano, prego. Sì, sì, sta arrivando, sta arrivando. Veloce perché abbiamo 12 minuti. Forza, forza. Buonasera al nostro ospite e a tutti quanti. Una domanda piuttosto: quanto nel sistema che lei ha perfettamente descritto l'elettore ha una responsabilità? Cioè, voglio dire, se l'elettorato ha il coraggio di eleggere delinquenti, gente poco raccomandabile, cialtroni, quanto il popolo è, diciamo così, colpevole in tutto ciò? Ma guardi, è chiaro, quando arriviamo a questi livelli le responsabilità sono anche di tanti, di troppi, forse di tutti, però si rischia poi di dire tutti responsabili, nessuno è responsabile. Diciamo che Borsellino diceva che del politico corrotto con la matita in cabina elettorale te ne puoi liberare. Qua il problema è un po' più serio, perché non è solo l'elettore o l'elettrice. Qua abbiamo parlato anche di servizi, cioè di ruoli istituzionali deviati e corrotti. Allora sai, un politico corrotto, forse negli ultimi anni abbiamo visto, abbiamo fatto anche tanti cambiamenti, sono votati movimenti che dicevano che avrebbero cambiato il mondo, cioè si è fatto tanto. Il problema è che se incomincia a essere corrotto persone che stanno nell'apparato dello Stato diventa più difficile. Io però mi sento di dire, e concludo rapidamente così vediamo se c'è, che invece io voglio ringraziare due popoli con cui mi sono interfacciato in funzioni diverse, il popolo calabrese e il popolo napoletano. Perché il popolo calabrese, come tanti meridionali, viviamo con una specie di bollino in testa che siamo conniventi o omertosi. Io avevo la fila. Non sono conniventi o omertosi e non siamo conniventi o omertosi, siamo attenti. Cioè, se il meridionale vede che il magistrato, il carabiniere, il poliziotto è gente coraggiosa, che non frequenta determinati salotti, che è libera, con un po' di paura, tu li convinci e devi essere bravo. E io lo ero e vivo il senso di colpa di essere stato bravo, perché alcuni di loro me lo dicevano. Dottor, ma poi se la fermano, di noi che fine sarà? No, ma che mi fermo? Non vi preoccupate. Dottor, ma poi se per caso la dovessero fermare, dovete, no, dovete avere fiducia nello Stato. Quindi avevo la fila. Quando invece il meridionale o l'italiano vede che il magistrato frequenta abitualmente ambienti che lui dovrebbe denunciare, per me non è connivente o omertoso, è semplicemente attento alle dinamiche e evita di andare
praticamente a buttarsi in un fosso. Quindi io mi sento di ringraziare quel popolo che di fronte a un sistema che mi voleva isolare è sceso in piazza per un magistrato forestiero, e sappiamo che in Calabria il magistrato forestiero non è proprio che immediatamente gli si aprono le porte di casa. Giovane, 100.000 firme, quindi io li ringrazio. Il popolo napoletano ha votato incredibilmente per 2 volte un magistrato, ha votato chi era fuori dal sistema, ha votato una persona fuori dai partiti, che la gente di tutti i partiti dice: ma che votate a fare dei magistris? Quello è isolato, non appartiene a partiti, non potremmo fare nulla. E invece guardate l'autonomia e l'autodeterminazione di un popolo e l'indipendenza di una comunità tra 1000 problemi, critiche, tutto quello che vogliamo dire, dove è arrivato? Dove è arrivato in termini di forza? E quindi ho imparato che il segreto per uscirne, e non è facile, però è questa coincidenza su cui bisogna lavorare. Il popolo che riprende a fare il popolo, come dice Henry De Luca, se il popolo comprende la forza di se stesso diventa un elemento di forza, che si unisce in una forma di connessione empatica, sentimentale, umana, istituzionale con chi ricopre pro tempore degli incarichi istituzionali e non tradisce perché lo fa in base a dei valori. Se accade tutto questo, si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Da magistrato purtroppo mi hanno fermato perché io non potevo andare dalla gente e dire: venite con me a fare la rivoluzione con la Costituzione, non lo potevo fare, quindi mi hanno isolato e mi hanno fermato. Da sindaco hanno cercato tale e quale, perché ero fuori dal sistema, hanno fatto di tutto, come si fa con le nazioni ribelli: embargo, sanzioni, norme ad hoc, lasciamolo solo, facciamolo soffocare, non consentiamogli di fare quello che deve fare, se lo lasciamo senza soldi prima o poi dovrà capitolare, gli metteremo il popolo contro, faremo andare il popolo sotto al comune, lo lasciamo senza soldi, deve privatizzare, deve vendere, deve licenziare, è l'unico pensiero che conosciamo. E invece no, io l'ho spiegato sin dall'inizio ai miei concittadini: la rivoluzione non è una suonata di violino, facciamo questo patto che non è un voto di scambio, io non vi tradisco e voi non mi lasciate soli. È accaduto questo. Quindi io mi sento di ringraziare un popolo non semplice come quello napoletano, che cambia come il vento, sono tutti allenatori del Napoli e tutti sindaci, che mi hanno contestato. Bene, bisogna contestare il potere. Quando io non vedevo la gente sotto il comune, mi pigliava l'ansia. Perché dicevo: com'è possibile? Tutti i problemi che ci stanno, non c'è nessuno. Oggi c'è un sindaco a Napoli che nessuno conosce, passa sotto Piazza Municipio, non c'è mai nessuno. Quindi la gente sì, deve cambiare, però io devo dire che il segnale deve venire da 2 elementi: da chi ricopre incarichi istituzionali stando fuori dal sistema e la gente impegnandosi. Non deleghiamo più, i cambiamenti si possono fare. Io l'ho visto lavorando in territori difficili, Napoli immaginate non è facile e nemmeno la Calabria lo è. Quindi secondo me se ci sono determinati valori e stiamo più uniti e non lasciamo sole le persone che si espongono e creiamo questa solidarietà umana, istituzionale, morale, e poi è bello lottare. Che Guevara me l'ha insegnato da quando ero ragazzo: chi non lotta ha già perso, chi lotta può vincere. Nel mio palazzo del comune tenevo un Mattarella e 10 Che Guevara, ma non per nulla. Mattarella è il presidente della Repubblica e tenevo la foto di Mattarella. Che Guevara, quando la gente entrava, sapeva che in quel comune batteva il cuore, la passione, la voglia. E io voglio ringraziare il mio popolo, che è riuscito insieme a noi a tenere testa a tutti i partiti, a tutti i grandi giornali, a tutti i poteri, senza soldi. Ecco perché non sopporto il lamento, che è molto meridionale, perché il lamento, tutti abbiamo motivo per lamentare. Io avrei potuto lamentarmi tutta la vita che mi avevano fatto fuori, ma che mi lamento a fare? Non gliela voglio dare questa soddisfazione. Hanno prodotto un mostro. E quando i miei avversari politici a Napoli mi dicono e mi criticavano: non ve la pigliate con me, pigliateveli con quelli che mi hanno cacciato fuori dalle mie indagini di magistratura. Se mi facevano fare il magistrato, io non diventavo sindaco di Napoli. È colpa vostra. Grazie mille. Grazie, spunti di riflessione molto importanti e soprattutto insomma il valore di quello che è il popolo unito. Grazie. Visto che abbiamo anche... Vado? C'è qualche domanda prima di chiudere?
Ok. Grazie mille Elisa, grazie mille al signor De Magistris. Vorrei chiamare qui Tiziano Gianluigi per un piccolo presente. Grazie. E anche il padrone di casa, Don Bess. Prego. E Roberta. Certo, Don Bess. Dottor De Magistris, le chiedo scusa perché io per impegni precedenti non ho potuto seguire tutto quello che ha detto. L'ho seguito poi al computer. Da quando ho incominciato a dire che quando c'era la sinistra 70 all'uno e 30 all'altro, quando c'era la destra 70 alla destra e 30 all'altro. E mi è venuto da pensare ad una frase che mi è stata riferita parecchi anni fa da un signore che è entrato nella Camera dei Deputati come operatore ecologico e ne è venuto fuori come vice direttore degli affari generali con tanto di lettera di encomio firmata, autografa da Nilde Iotti. E mi disse questo: caro Don Pes, non bisogna guardare gli affari accesi, bisogna guardare gli affari spenti. E tutti appartengono alla categoria delle 3B, barbiere, banca e bar. Tutte le altre cose sono opzionali. Questo è quello che mi diceva. Sentendo quello che diceva lei, obiettivamente, pensare che oltre alla politica può capitare anche con la magistratura, sinceramente da prete non mi dà molta speranza. E per quello condivido quello che hanno fatto i miei colleghi quando hanno raccolto quelle firme di cui ha parlato lei, per dire che effettivamente se il cervello non lo vendiamo ai mezzi di comunicazione sociale, a quello che dicono i giornali, ma usiamo gli occhi per vedere e la testa per ragionare, probabilmente poi avviene quello che lei auspicava. Volevo aggiungere, grazie, visto che c'è anche il parroco, che non ho avuto il tempo perché in 50 minuti è difficile, però abbiamo parlato della Costituzione. Per riuscire a reggere di fronte a quello che ho visto, io sul mio comodino, oltre alla Costituzione, c'ho il Vangelo. Confesso che non sono proprio un perfetto praticante, però nel Vangelo ho trovato, soprattutto nei momenti difficili, il percorso. Allora oggi mi sentirei di dire soprattutto alle persone che non sanno da dove cominciare, cominciamo dai 2 verbi che ci insegnano quando andiamo a scuola subito, e cerchiamo di capire quale ha assunto un predominio, un abuso e un dominio inaccettabile e quale viene completamente mortificato. Avere ed essere. Se noi ripartiamo dalle persone, dalla dignità, dalla fratellanza, dalla compassione, dalla generosità, dall'umanità, dalla felicità, dall'amore al posto del rancore, dell'odio e della violenza, probabilmente non farai molta carriera. Probabilmente certe volte non andrai molto lontano, ma ti renderai conto che la felicità è molto più vicino di quello che puoi immaginare. È una scelta. E siccome io ho fatto il sindaco di strada, come ci sono i parroci di strada, io ho potuto scegliere, perché grazie a Dio ho avuto dei genitori che mi hanno aiutato. Ma nelle periferie della nostra città, nel centro delle nostre città, quanti ragazzi a 12 anni, nessuno gli ha detto che invece di prendere la pistola o il coltello possono pigliare il violino o una chitarra? È là che noi dobbiamo stare, dove il confine tra disagio, disadattamento, devianza e crimine è un battito d'aria di farfalle. E se noi iniziamo a lavorare insieme, là dove c'è tanta umanità, e prima di giudicare dobbiamo capire e comprendere, è là che vive la Costituzione, non nei palazzi dove è stata profondamente tradita. E questo è un piccolo presente per lei. Grazie ancora per averci ospitato, Don Bess. Adesso chiamo qui Fioralba per un'ultima lettura del reading Se Ramanna si racconta. Di fronte a queste testimonianze di questi grandi mi sento ancora più piccola. Noi
ragazzi del 45. Siamo nati in un anno speciale noi, ragazzi del 45, anno della fine della Seconda Guerra Mondiale. Portatori di pace dunque, ma in molti casi anche portatori di fame e di povertà. Io nei primi anni ero vestita come un coniglietto ed ero pure fortunata perché mio padre allevava conigli per uso familiare e mia madre aveva pensato bene di utilizzare anche la pelle di coniglio che conciava a lei. Da brava sarta qual era, con la pelle dei conigli bianchi mi confezionava cappottini, scarpette, guantini. Insomma, mi mancava soltanto di imparare a saltellare come quei graziosi animaletti. Noi, nati in un periodo di scarsità di cibo, ci siamo fatti grandi scorpacciate di olio di fegato di merluzzo, che solo al ricordo mi si rivolta lo stomaco. Dicevano che l'olio di fegato di merluzzo ci serviva perché avevamo carenza di vitamina D. E a me personalmente dicevano che questo sgradevole prodotto mi avrebbe aiutato a crescere in statura. I risultati però li aspetto ancora. Noi, ragazzi del 45, nei primi anni della scuola elementare, usavamo ancora penna e calamaio. E fu un evento quando fu introdotta la biro. Per noi rappresentava una grande invenzione, paragonabile quasi al cellulare per i bambini di oggi. In famiglia avevamo pochi soldi da spendere. Per comprarmi un quaderno mia madre mi dava 3 uova e facevo lo scambio col commerciante. A scuola mancava il riscaldamento, solo la maestra aveva un braciere vicino alla cattedra e una bambina che abitava nei pressi della scuola tutti i giorni portava il carbone acceso dentro un barattolo di latta. Sì, non avevamo tante comodità, ma quanto eravamo felici. Ci bastava poco per entusiasmarci, forse perché gli adulti che ci stavano attorno, nonostante i loro problemi e le loro difficoltà, ci sapevano trasmettere ottimismo e tanta fiducia nell'avvenire. Sembrava che tutti, soprattutto gli adulti che erano appena usciti dall'inferno della guerra, desiderassero e si adoperassero per costruirci un avvenire bello, ma bello davvero. I nostri genitori facevano sforzi sovrumani per farci studiare, perché sapevano che la scuola e la cultura erano importanti per poter vivere da persone libere. E poi pensavano che con un diploma in mano i loro figli avrebbero potuto avere un tenore di vita migliore. Insomma, sapevano che sarebbe stato possibile realizzare i loro sogni. La televisione arrivò nelle case di Serramanna poco prima degli anni 60. Fino ad allora noi bambini, se volevamo goderci qualche spettacolo, dovevamo inventarcelo. Potevano essere scene da film muto, come quando i fari delle macchine che sostavano in via Roma illuminavano il grande portone di casa e noi bambini del vicinato facevamo animazione. Oppure si organizzava un vero e proprio spettacolo teatrale invitando le persone adulte del vicinato che pagavano 10 lire a testa per assistervi. Il locale non sempre era decoroso. Qualche volta ci veniva offerto un angolo del cortile vicino al lettamaio, ma non mancavano mai il palco e le sedie per gli spettatori. Il repertorio era vario, i canti che ci insegnavano a scuola, in colonia o all'oratorio delle suore. Ci sentivamo importanti perché riuscivamo in qualche modo a superare la timidezza, acquistare autonomia e anche perché i generosi spettatori ci incoraggiavano sempre con uno scroscio di applausi. Terminato lo spettacolo e raccolto l'incasso, andavamo di corsa a Soffelleria del signor Virdis per spendere i soldi guadagnati in giuggiole, liquirizia e dolcetti vari. Quanto tempo è passato? Si fa in fretta a fare i conti. Dal 1945 al 2023 corrono 78 anni.
La vita non è stata facile per molti di noi, ma è comunque bello ricordare il passato. È bello riscoprire le cose semplici che danno sapore alla vita. È importante soprattutto ritrovare dentro di noi la voglia di aprirci agli altri e non chiuderci noi stessi. Essere anziani non vuol dire non essere più capaci di portare al mondo quanto di bello possediamo. Nel 1945 abbiamo portato la pace. Nel 2023 possiamo portare serenità in un mondo pieno di paura e di pregiudizi. Forza ragazzi, ce la possiamo fare. Le vitamine funzionano anche a scoppio ritardato. Grazie mille Fioralba per questo tuo racconto. Adesso è arrivato il momento di chiamare qui Francesco Virdis, che ci racconterà l'opera di oggi. Ciao a tutti, non nascondo la mia grande emozione a essere qua davanti a tutti. In quest'ultima giornata sono stati 7 giorni intensi ma di pieno coinvolgimento. Ringrazio a tutti quelli che hanno fatto in modo che questo potesse succedere. Scusate, oggi non abbiamo il supporto, quindi mi danno il loro contributo i ragazzi. Alice ha voluto realizzare 3 tele. La tenga così bassa. Allora, in senso, la storia di Sandokan un po' tutti la sappiamo. Alice Fra oggi, in senso un po' ironico, ha voluto fare un parallelismo tra questa ricerca e lotta per la propria identità, un po' come racconta la storia, un po' le storie che abbiamo sentito oggi, anche se in maniera un po' lontana, però l'idea era quella. Alice è un'artista di Serramanna e da sempre ha contribuito con varie tecniche a dare parte della sua esistenza a creare qualcosa di artistico, e adesso negli ultimi anni si è dedicata alla sartoria, che è veramente qualcosa che gli sta riuscendo bene, e spero continuerà a produrre le sue cose. Detto questo, saluto a tutti e vi ringrazio, e all'anno prossimo spero sarete tanti come oggi. Ciao a tutti. Grazie Francesco, Gianluigi e Tiziano, certo. Un'ultima cosa, scusate, mi sono dimenticato, ci sono tutte le opere esposte realizzate questi giorni come performance estemporanee artistiche. Se volete dare un'occhiata saremo lieti di farvele vedere lì nell'angolo dove vedete le luci. Ciao a tutti. Grazie ancora anche a voi. Adesso chiamerei qui Deborah Succa, la nostra responsabile della comunicazione, che ci darà 2 dati di questa edizione. Allora, grazie a tutti innanzitutto e buonasera. Mi hanno chiesto 2 cose, dai numeri, ed è facilissimo dopo una settimana così intensa, proprio anche senza leggere, e poi non piangere. Su questo vedremo un po' di lavorarci. Allora, innanzitutto grazie perché avete condiviso tantissimo i nostri contenuti, ma l'avete condiviso in maniera veramente sentita, avete condiviso tipo 500 volte alcuni post, cioè numeri incredibili. Abbiamo condiviso e abbiamo pubblicato 67 post, 71 stories, 140 contenuti su Instagram. I giornali ci hanno comunque seguito, Lanza ha parlato di noi, Rai News. Noi nasciamo come festival piccolissimo. Durante la prima riunione eravamo in 4, proprio 4, non perché in sardo, cioè noi sardi diciamo un paio, che significa da 2 a 1000 in maniera indefinita, però eravamo veramente in 4. Quindi vedere queste persone che ci seguono ogni appuntamento, anche il lunedì, anche con scrittori non noti e non mainstream, quindi cioè, questo è il nostro punto di forza e siamo orgogliosissimi. Quindi raccontiamo storie, le raccontiamo anche attraverso i social, quindi possono sbirciare le biografie degli autori prima di conoscerli qui, e soprattutto abbiamo cercato di raccontare anche tutti i protagonisti di questa edizione, quindi le associazioni, quindi gli artisti, quindi i musicisti. Quindi io vi ringrazio tantissimo perché i numeri sono fantastici, e parlo di numeri organici, che nel mio lavoro significa senza budget pubblicitario. L'abbiamo usato ovviamente, però parlo di numeri grandissimi, proprio grazie alle vostre condivisioni. Grazie mille.
Grazie Deborah. E adesso chiamerei qui Giuseppe Manias, che è il direttore artistico di Strangius. Eccolo. Anche un po' jolly. No, volevo dire semplicemente, di solito vengo ogni volta per dire quello che ci sarà il giorno dopo, domani non c'è niente, ecco. Chiamiamo anche Tiziano perché ho bisogno di assistenti, perché lo sapete perché? Perché dobbiamo dire il risultato del voto, quindi qualcuno mi potrebbe attaccare e quindi voi mi difendete. No, rimanete qui. Allora, li ho chiamati anche perché ogni volta sono venuti ad aiutarci, a dare i doni, ma tutti i ragazzi che ci hanno aiutato hanno messo le sedie. Oggi questo è stato fatto in neanche 20 minuti, ci sono più di 200 sedie e loro sono stati presenti in ogni nostra azione, quindi un applauso a tutti i ragazzi, ecco, anche ad Antonio Ara che li ha coordinati, dobbiamo ringraziare davvero tutti. E adesso sì, no, vabbè, avevamo 3 temi che voi avete votato, molti non hanno votato, ma la maggior parte ha votato. C'erano 3 temi, uno era muri, immaterialità e immaterialità di un limite, sport, poesia in movimento, tragonismo e vita quotidiana, e Bradipi, elogio della lentezza e del silenzio, con una maggioranza quasi bulgara, quindi ci sono stati brogli sicuramente. Hai votato anche tu, bravo. Chi è? Vinci? Bradipi. Bradipi. Bene, grazie mille a Peppe, Tiziano e Gianluigi. E adesso chiamerei qui il nostro sindaco Gabriele Littera e il nostro assessore alla cultura Giovanni Maccioni. Buonasera a tutti. 2 parole velocissime per congedarci con questa prima parte della 6ª edizione di Strangius, perché poi insomma ci tornerò un attimo. Mentre aspettavo l'inizio di questa ultima serata, seduto là in mezzo, guardavo un po' il contesto, no? La cornice, e mi è venuta in mente, come dire, una triangolazione, no? Ho detto, quest'anno il festival è dedicato al tema banditi messi al bando. L'ultima sera siamo sotto San Leonardo, che è il santo patrono di Serramanna, ma anche il protettore dei carcerati. Quindi mi veniva poi da chiedere agli ospiti, chissà che tipo di rapporto nelle battaglie quotidiane e anche insomma nella vita avessero con la fede. Il dottor De Magistris in parte ha risposto, perché dice ho un libro importante nel comodino, poi dopo che mio padre lo libera lo chiederò anche all'altro ospite. Quindi comunque era un tema molto profondo quello che è stato affrontato quest'anno sotto tanti punti di vista. Ci sono stati, ne abbiamo parlato col direttore e con Guido, che continua a essere l'anima di questa manifestazione, anche momenti dove 2 punti di vista assolutamente agli antipodi si sono, come dire, dati la staffetta durante una presentazione, per cui come giustamente hanno ribadito gli organizzatori, anche questo è Strangius. Prima dicevo, chiudiamo questa prima parte della 6ª edizione, perché poi in realtà Strangius riapre tutta dedicata alle scuole, quindi ai nostri ragazzi e agli studenti. Durante il mese di novembre ci sarà un'altra finestra, che è in parte la novità di quest'anno, cioè i 2 momenti, non il coinvolgimento delle scuole, che invece c'è sempre stato, ma appunto in momenti differenti. Quindi ci siamo goduti un buon clima e delle belle serate all'aperto adesso tra
tra di noi, e a novembre i ragazzi riprenderanno con questo stesso tema. Quindi facciamo in modo che anche questa manifestazione continui a far crescere la nostra comunità a partire dai più giovani, dai più piccoli. In tutte queste presentazioni sono tornato un po' indietro con la memoria, una quindicina d'anni fa più o meno, 20 anni fa, quando da ragazzino, da 18enne, giù di lì, ogni tanto mi capitava di partecipare a qualche iniziativa politica, a volte, come dire, un po' ai limiti. E ricordo che una persona ai vertici di quello che era il mio movimento, e che poi ha avuto anche una carriera universitaria importante e a tuttora, aveva detto una cosa importante, cioè non tutto ciò che è giusto è lecito e non tutto ciò che è lecito è giusto. Quindi, riportando un po' al fatto che abbiamo parlato di privazione di libertà, appunto di persone al confino, anche di perdita della vita stessa per delle battaglie, delle scelte su valori, su ideali, eccetera, mi è ritornato insomma alla mente questo, che quindi spesso come individui ma anche come collettività, quando riteniamo che una cosa è giusta, perseguirla, a volte dobbiamo far sì che anche le leggi cambino, e quando una legge è ingiusta dobbiamo ugualmente prenderne atto e fare in modo che ciò che perseguiamo diventi qualcosa per cui ne valsa la pena, come dire, combattere, e a volte anche essere privati appunto del bene più prezioso. Quindi sono state testimonianze tutte quante profondissime, che hanno arricchito tutti quelli che hanno partecipato e tutti quelli che hanno anche seguito le dirette. Da questo punto di vista ringrazio chiaramente tutti i partecipanti e tutti gli organizzatori. Sono tantissimi, in vesti diverse, come dire, con ruoli diversi, anche con professionalità che crescono di anno in anno. Questo, per chi segue il festival da tempo, è innegabile. Non faccio l'elenco, come dire, puntuale e preciso, ma li ringrazio tutti indistintamente a nome dell'amministrazione, ma soprattutto a nome della comunità, che poi alla fine siete voi. Quindi ci ringraziamo a vicenda. Mi congedo così, lascio poi a Giovanni le ultime battute come rappresentante appunto del nostro comune. Grazie ancora, Trusa Numellus. Grazie Gabriele, buonasera a tutti. Molto difficile in questo momento cercare di chiudere questo festival, però ci proverò. Insomma, stasera chiudiamo questa sesta edizione del Festival Astrangius, o come diceva Gabriele, chiudiamo questa prima parte del festival. Poi dal 14 al 17 novembre il festival si sposterà a scuola, nelle varie scuole di Serramanna. Io credo che questa sesta edizione del festival conferma quanto insomma, questo festival è diventato grande, quanto questo festival sta diventando importante, non solo a livello regionale, ma forse anche a livello nazionale, visto che il terzo festival autobiografico esistente nel nostro paese, quindi festival autobiografico esistente in Italia. Quindi stiamo crescendo, siamo cresciuti, stiamo diventando sempre più grandi, quindi questo vorrà dire che dovremo impegnarci sempre di più per farlo crescere ancora. Deborah ci ha dato alcuni numeri, i numeri sono veramente importanti, quindi io in questo momento veramente mi sento molto orgoglioso e molto fortunato di aver
di rappresentare o di far parte della comunità di Serramanna e fortunato di aver partecipato a questa settimana di festival. Quindi credo che non sono il solo fortunato, ma siamo tutti fortunati di avere questo festival nella nostra comunità. Quindi fatevi un applauso, insomma, per aver partecipato a questo festival e per aver avuto questa fortuna. Quindi tanti spunti di riflessione durante questa settimana, si è parlato di tanti temi, abbiamo approfondito dei temi che alcuni già conoscevano, per i più giovani invece erano dei temi completamente nuovi, quindi avranno la possibilità sicuramente nei prossimi settimane, nei prossimi mesi di approfondire questi temi leggendo appunto i libri che sono stati presentati durante la settimana. Questo un po' è anche la finalità di questi festival, quelli di cercare di coinvolgere, di far leggere di più un po' tutti quanti, visto che un po' l'abitudine della lettura si sta perdendo soprattutto tra i giovani. Il Festival Strangio sicuramente è un festival nel festival, un festival che coinvolge, come hanno detto tutti gli altri, coinvolge tantissime persone che poi ringrazierò una per una, perché questo credo che sia molto importante, perché tutti si devono sentire, soprattutto chi ha partecipato all'organizzazione del festival si deve sentire protagonista del lavoro che c'è stato. Quindi un festival che sicuramente arricchisce la nostra comunità anche dal punto di vista, se vogliamo, turistico, economico, permette di far conoscere il nostro paese al di fuori dei confini territoriali. Siamo gemellati con un altro festival letterario nella penisola, e questo è un festival anche inclusivo, l'abbiamo visto anche stasera, anche grazie di nuovo, cito Antonio, che ha coinvolto tutto un gruppo di ragazzi che chiamiamo special. Quindi questo è un punto molto importante del nostro festival. Concludo dicendo che questo festival sta permettendo a una serie di persone, tutte le persone che partecipano, e soprattutto i giovani, di crescere, di mettere in qualche modo, di risaltare quelle che sono le loro competenze. Quindi questo credo che sia una cosa molto importante, questa è una cosa che aiuta sicuramente la nostra comunità, aiuta sicuramente i nostri giovani. Quindi l'invito è quello a tutti i giovani di coinvolgersi, di partecipare a questo festival. Non sono tanti, però vediamo di giorno in giorno che sta crescendo il numero dei giovani che partecipa, ma la cosa più importante è quello di partecipare all'organizzazione del festival. Quindi il festival è fatto anche di tutta una serie di adempimenti burocratici, quindi io voglio iniziare ringraziando tutte le persone che lavorano all'interno dell'amministrazione comune, del nostro comune, quindi della nostra casa comunale, che sono prodigati per aiutare chi organizza il festival a adempiere a tutte quelle che sono la parte burocratica del festival stesso. E il festival inizia dal giorno dopo che termina, quindi ci sono delle persone che ci lavorano, che hanno presentato il progetto, e grazie a queste persone si è ottenuto un finanziamento da parte della regione. Però questo vuol dire anche che una volta che il festival si conclude ci sarà tutto il lavoro di rendicontazione, e per questo io voglio ringraziare soprattutto l'ufficio che si occupa di tutta questa parte della gestione burocratica del festival, in particolare la responsabile, la dottoressa Mariolina Murgia, con cui intanto ci si confronta, però effettivamente
e c'è un grosso lavoro soprattutto nella parte diciamo di rendicontazione del festival e soprattutto rispetto alle responsabilità. A questo punto, insomma, io passerei ai ringraziamenti. Sarà un lungo elenco di persone che hanno partecipato all'organizzazione del festival, però ho chiesto, insomma, di poter fare questi ringraziamenti perché insomma c'è un lavoro veramente grande e per renderci conto insomma anche quanta gente effettivamente lavora e ha lavorato per l'organizzazione del festival. Quindi io inizierei con ringraziare Giuseppe Manias, mi corregge sempre, lo sappiamo bene, il direttore artistico del festival. Guido Carcangio, il coordinatore dello staff, il progettista, il referente organizzativo, grazie. E Deborah Succa, che è il responsabile della comunicazione. Continua l'elenco, Enrico Gallus, della libreria partner ufficiale, Luca Crippa, progettazione grafica, la coordinatrice delle serate, Fanny Cuveddu. La nostra fotografa ufficiale Giulia Camba. Brava Giulia. Agli addetti al servizio streaming Davide Bazzella con Giulia Zeni e Alex Silva. L'addetto audio Luca Meloni. Io continuo insomma con gli artisti e autori dei premi letterari Marina Puzzolo, Silvia Concas e Lucio Fanti. I media partner ufficiali a Serramanna e Unica Radio, i proprietari delle case che ci hanno ospitato durante questa settimana, quindi grazie veramente per aver aperto le vostre case, grazie a Paola Avis, grazie a Martina Allasio, Francesca Paccini, Alessio Onnis, Flaviano Ortu, Luigi Puddu e Anna Porro. Scusate. Grazie agli artisti che ogni giorno insomma ci hanno offerto la loro opera, Noemi Ligis, Francesco Virdis, Giuseppe Todde, Sebastiano Pugeddu, Luisirene Serpi, Luca Zaccheddu e Alice Frau. I musicisti Marco Ardao, Stefano Giacone, Casia Cuolet e Giacomo Calabazza. Ricordo che quest'anno abbiamo avuto anche insomma due dopo festival, ci sono state due serate dedicate alla musica che sono svolte, una presso il Parco Pineta e l'altra nella birreria Adler. Continuiamo con i coordinatori che hanno curato le presentazioni degli autori, Federico Serratore, Francesco Guerreschi, Elisa Carboni, Andrea Cossu, Marino Carcangio, Manuela Orru, Maria Grazia Cossu, Maria Grazia Medda, Deborah Zucca, Alessio Onnis, Valeria Melis, Michela Rigi, Melania Nocco e Federica Sorgia. Un applauso. I traduttori e gli interpreti Silvia Usai, Enrico Vagnoni e Melania Nocco. E poi tutte le persone che effettivamente si occupano di preparare, di spostare le sedie, come sapete tutti i giorni cambiano le location del festival. Questo significa che tutta questa attrezzatura va spostata tutte le sere, quindi l'addetti ai trasporti e allestimenti Nicola Serra, Marco Ortu, Salvatore Assori, Nicola Porceddu e Elisabetta Frongia. Gli addetti all'accoglienza Valeria Melis, Roberta Pisano, Federica Spiga, Celestina Pezza, Erika Meloni e Eleonora Cavizza. L'addetta accompagnamento ospiti Elisabetta Concas, l'allestimento mostre Mauro Podda, Massimo Spiga, Giuseppe Manias. Stavolta l'ho pronunciato bene. E un ringraziamento naturalmente all'Associazione della Terra Cruda per l'organizzazione generale di questo festival. E naturalmente insomma tutte le sere c'era anche la presenza della biblioteca comunale che è gestita dalla cooperativa Comes. E infine, non infine, ce ne sono ancora tanti. L'associazione Tradizioni Popolari, gestione e riconoscimenti ospiti, momenti conviviali, organizzazione mostra.
Continuiamo. Ora tutte le associazioni che state coinvolte in questo festival, l'associazione Il Pungolo, l'associazione Perdafitta, l'associazione Kairos, l'associazione Giuseppe Verdi, l'associazione Anni d'Argento e l'associazione Leteia. Alcune insomma si sono occupate della parte musicale, in particolare l'associazione Kairos e Giuseppe Verde, gli altri sono occupate del coordinamento e l'apertura delle mostre, in particolare Perdafitta e il Pungolo. Si ringrazia il CPA2 per la presentazione di un incontro, Don PES per l'ospitalità e il supporto tecnico e la Special Team Polisportiva Atletica Serramanna con Antonio Ara, Tiziano, Giacomo, Davide e Gianluigi. Grazie. Un grazie anche a chi ha ospitato la mostra Ritratti di Bandito, il Caffè Culturale Domenica Fiaba e chi ha ospitato insomma le serate del Dopo Festival, come vi dicevo prima, l'Adler's Beer Tube e il Parco Pineta, e i partner del nostro festival, il Festival Partners che hanno partecipato alla tavola rotonda, che sono il Festival Monreale di San Gavino, il Festival Licanias di Neoneli e il Festival Autobiografico di Anghiari. E naturalmente ringraziamo i nostri sponsor, perché insomma questo festival viene realizzato grazie a un contributo della regione Sardegna, grazie all'amministrazione comunale di Serramanna, però c'è una parte di cofinanziamento che è stata coperta grazie a degli sponsor che ognuno in base alle proprie capacità finanziarie ha partecipato e ha contribuito a questo cofinanziamento. Quindi Sardex, lo studio Automazione, l'Unipol SAI, Frutta e Verdura Marcella Limoncino, Ambulatorio Veterinario De Fraia, l'SR di Malù, Farmacia Scalas, Sole di Sardegna, Società Agricola Gagliardi e Cooperativa 27 febbraio. E grazie insomma a tutti voi, a tutto il pubblico che ci ha seguito durante questa settimana. E naturalmente un grazie a tutte le famiglie dello staff per la pazienza a cui mi iscrivo. E un grazie naturalmente anche ai nostri ospiti di stasera, grazie al dottor De Magistris per essere stato con noi stasera. Grazie. Arrivederci al prossimo anno. Grazie. Grazie Giovanni e grazie ancora a tutti voi per la vostra presenza costante in questa lunga settimana. Buona serata e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie ancora a tutti.